Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Manager sanità, niente accordo, rinvio di nuovo probabile. Continua la telenovela dei manager della sanità. Prima il rinvio sembrava certo, poi Schifani si rese conto che la situazione rischiava di sfuggirgli di mano e annunciò le nomine entro ottobre. Ma il presidente dell'ARS propose un rinvio breve in attesa che venissero selezionati gli idonei anche per le cariche di direttore sanitario e amministrativo. Adesso la situazione sembra davvero sfuggita di mano. L'accordo di massima su 6 posti ciascuno a Forza Italia e Fratelli d'Italia e 2 ciascuno a Lega, MPA e DC è saltato per aria. Fratelli d'Italia ne vuole 7 perché Forza Italia ha l'assessore e Lega e MPA ne vogliono almeno 5, considerato che insieme valgono poco meno dei 2 gruppi maggiori. Probabile quindi un nuovo rinvio. Per Lombardo tra MPA e Lega, matrimonio di convenienza. Raffaele Lombardo in un convegno a Catania rende palese la natura di matrimonio di convenienza dell'accordo con la Lega. Nessuno di noi dice si iscrive alla Lega e i leghisti non si iscrivono all'MPA, né in politica estera né in altri temi possiamo avere le stesse idee. C'è un patto, un'alleanza, uno stare insieme per raggiungere degli obiettivi che interessano noi e la Lega. 270 comuni siciliani sopra il 65% di raccolta differenziata. Secondo dati diffusi da Legambiente sono 270 su 391 i comuni siciliani che hanno superato la quota del 65% di raccolta differenziata e sono ben 70 quelli che hanno prodotto nel 2022 meno di 75 kg di rifiuti indifferenziati per abitante. E l'anno scorso la Sicilia è arrivata al 52,8% di raccolta differenziata. Ancora lontane da un risultato accettabile risultano però le 3 città metropolitane, Messina, Catania e in particolare Palermo. La scuola siciliana contro la violenza di genere. Educare gli studenti ai valori della legalità, del rispetto della persona e delle differenze di genere con particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne attraverso l'arte e la multimedialità. Si intitola Arte di ogni genere, il progetto promosso dall'assessorato regionale dell'istruzione finanziato con 4 milioni di euro. Il progetto prevede che gli studenti possano frequentare attività laboratoriali, seminari, giornate di studio, incontri con esperti di cinema, musica, teatro per realizzare a scelta prodotti finali di illustrazione grafica, multimediale, testo scritto, testo teatrale con rappresentazione o composizione musicale con esibizione. Sempre meno negozi in Sicilia. Caro vita, il rallentamento dei consumi e concorrenza della grande distribuzione del web non accelerano solo la chiusura di imprese nel commercio, ma fanno crollare anche le nuove nascite di esercizi commerciali. Nel 2023, secondo Confesercenti, in Italia si sono aperti l'8% in meno di negozi rispetto al 2022. Peggio va in Sicilia, dove il calo raggiunge il 10% sul 2022 e ben il 61% se si raffronta il dato a quello di 10 anni fa. Completati i lavori su 2 viadotti della A19, sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria su 2 viadotti dell'autostrada A19 da Palermo in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. Prosegue il piano di riqualificazione di questa arteria strategica per la viabilità dell'isola, ha detto il presidente della regione e neocommissario straordinario per la A19, Renato Schifani. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.